Prima di erigere muri intorno a noi, occorre pensare bene a cosa si lascia fuori. Questo è il pensiero che si respira nella Basilica dei Fieschi a Cogorno, nella giornata dedicata all'esaltazione della Santa Croce. In Basilica dall'anno scorso a Natale abbiamo proprio fatto il presepe e l'abbiamo lasciato per questo motivo. Quando alzi un muro pensa cosa lasci fuori, una frase di Italo Calvino e che alcuni dei nostri giovani hanno trovato sulla scrivania dell'allora sindaco di Lampedusa, Giusy Nicolini. In occasione della festa è stata aperta la casa dedicata a Don Marcello Botto, antistante la basilica e destinata ad una famiglia di migranti. Ho scelto questa data perché è significativa per la nostra parrocchia. Tutto questo è fatto in collaborazione con il comune di Cogorno e con lo Sprario, quindi con il Ministero degli Interni della nostra Repubblica. E la casa sarà quella. Sono le finestre che sono lassù in cima ed è stata sempre una casa che ha ospitato i profughi dal Vietnam con Don Marcello Botto e per questo motivo abbiamo scelto di continuare sull'onda dell'ospitalità. Nell'ambito del progetto SPRAR sono attese a Cogorno 24 persone in tutto, ma ad essere ospitata per prima sarà una famiglia, attesa per dicembre. Le parole chiave del progetto sono accoglienza e integrazione e per questo tra le attività in programma ci sarà l'insegnamento della lingua italiana. Ci deve essere integrazione, bisogna capire come si sta anche nel nostro paese, mantenendo naturalmente ognuno ovviamente le proprie credenze, ma ci vuole rispetto e per esserci rispetto ci vuole conoscenza.